E allora eccoci tornati in studio qui a TV7 Match, adesso per parlare di autonomia del Veneto, o meglio della trattativa per una maggiore autonomia del Veneto. Una trattativa che è ripresa proprio questa settimana. Il Presidente del Veneto, Luca Zaia, è andato a Roma, ha incontrato la Ministra Erika Stefani, Ministra agli Affari Regionali e all'Autonomia appunto regionale, per riprendere quella che è stata una trattativa già iniziata col precedente governo. Con chi parliamo di questo argomento? Vi presento gli ospiti che abbiamo in studio. Abbiamo Roberto Ciambetti, buonasera, Presidente del Consiglio regionale. Grazie a lei di essere qua, Presidente del Consiglio regionale Veneto, esponente della Lega. Al suo fianco abbiamo Piero Cecchinato, buonasera, avvocato Piero Cecchinato. Buonasera a tutti. Più Europa e anche uno dei fondatori, se non sbaglio, dell'associazione Elementi Liberali. Corretto. Al suo fianco ancora abbiamo Corrado Poli, buonasera. Lei è il cofondatore, uno dei fondatori di Veneto Vivo. Adesso ci spiegherà anche che cos'è questo è un movimento, sì, non è un partito chiaramente, ma siete una realtà, un'associazione culturale. Perfettamente, perfetto. Allora, dicevo, Zaia è andato a Roma, ha parlato col Ministro, allora sentiamo cosa ha detto Zaia appena uscito dall'incontro con il Ministro Stefani. Parte la trattativa e soprattutto durante l'incontro si è parlato della necessità di aprire subito i tavoli tecnici per le singole 23 materie e come Regione ha fatto una proposta di addivenire subito a un'intesa e quindi portare una nuova formula di intesa, cioè ovvero una legge leggera che dia mandato poi al Governo con decreti legislativi di affrontare materia per materia. Se si va con questa formula leggera che è già stata utilizzata nel 1970 per la Costituzione delle Regioni, dove il Parlamento dava mandato delega al Governo, la si è fatta nel 75 per dare competenze alle Regioni, la si è fatta nel 97 con le Bassanini, diciamo che i tempi sono assolutamente comprensibili e si possa chiudere questa partita alla volta di fine anno. Ecco, questo è diciamo, il commento appena uscito di un governatore del Veneto che era chiaramente soddisfatto. Ciambetti sorride. Assolutamente soddisfatto, perché dopo la firma della preintesa del 28 di febbraio e dopo le elezioni del 4 di marzo, il 5 marzo ha poi calata la serranda del Ministero degli Affari Regionali e permettetemi, è incomprensibile anche perché i tavoli tecnici sono formati da tecnici della Regione, tecnici dei ministeri che potevano lavorare benissimo in questi mesi. La preintesa prevedeva un cronoprogramma di attività, di incontri, di lavoro che purtroppo è stato bloccato, fermato appunto dopo le elezioni del 4 di marzo. E poter trovare qualcuno che respira l'aria di autonomia da sempre e che comprende l'esigenza di avere risposte, che sa il peso di 2 milioni e quasi 400 mila veneti che hanno votato il 22 ottobre è per fortuna per noi, per i veneti, un motivo di speranza, perché appunto aver perso questi mesi sinceramente dispiace. Certo, però noi nel titolo abbiamo voluto introdurre anche un tema dell'attualità politica di questi giorni, no? Quello che è successo a Roma, appunto con questo, chiamiamolo così, tra virgolette, scandalo sullo stadio, tra l'altro proprio sullo stadio oggi, che non c'è, che non è stato costruito, che deve ancora partire e già ci sono problemi su Roma. Ecco, ma questa pressione che c'è anche sull'amministrazione romana, la Raggi, ma non solo la Raggi, perché poi tutte le intercettazioni e quant'altro, insomma, vengono coinvolti anche esponenti anche vicini al governo. Sì, però il governo in questo momento si è insediato da una settimana, non ha fatto nulla. Gli atti fatti in Comune di Roma hanno avuto un'evidenza abbastanza chiara in Consiglio Comunale, però ripeto, non è ancora stato acquisito un terreno
posato un mattone, fatto nulla. È bene che chi ha le competenze indaghi, verifichi, approfondisca, però una volta forse appunto l'avviso di garanzia partiva quando era avvenuto qualcosa. In questo momento, ripeto, per quello che ho letto, ho visto parlare di cene, ho visto parlare di iniziative, ma ripeto, non mi pare che un atto sia ancora già stato fatto dal punto di vista anche di affidamento dei lavori. È una procedura che è in progress, che vede coinvolti gli uffici comunali, che vede coinvolta appunto Roma Capitale, però ripeto, il governo che si è appena insediato penso non abbia potuto fare nulla di nulla per uno stadio che, ripeto, ancora non c'è. Certo, Corrado Poli, allora qui riappare tra virgolette lo spettro di una corruzione piuttosto spinta, no? Noi qui stasera siamo stati chiamati per parlare di federalismo e di autonomia del Veneto. E io sulla questione di Roma non so niente, ho visto la televisione e so le informazioni che hanno dato i giornalisti al momento e non voglio neanche esprimermi perché non vuole commentare. Non ha senso, no, però si può fare un'osservazione che riguarda l'autonomia. Nel momento in cui noi vediamo che queste grandi opere vengono gestite sempre con il denaro pubblico naturalmente, ma con un denaro pubblico centralizzato dove si coinvolge per uno stadio fatto localmente tutto il governo, tutta una rete di partiti che coprono tutta l'Italia, ecco, questa io posso dire è una delle possibili fonti di maggiore corruzione, perché se ci fosse una maggiore vicinanza dal punto di vista della spesa, delle decisioni fatte sul territorio, anche una maggiore autonomia potrebbe consentire una minore corruzione. Certo. Piero Cecchinato concorda con questa... A me è piaciuta molto una battuta che ho sentito questa settimana, qualcuno ha detto la morale della favola è che lo stadio della Roma si doveva fare a Milano. Secondo me è piuttosto azzeccata perché ci ricordiamo l'assessore all'urbanistica di Milano, Eroe, che ha rifiutato, perché per lui era normale rifiutare delle proposte indecenti e corruttive, e imbarazzati invece... È una questione anche su Milano. Sì, no, ma certo, però la battuta però ci stava, perché comunque Milano ne esce così questa settimana. È vero che non siamo nel clou degli affidamenti, delle gare. Qualcosa era successo e stava succedendo, ovviamente sono tutti innocenti fino alla prova contraria e alla sentenza definitiva. Un po' di imbarazzo mi sembra che però sia arrivato al governo, in particolare per quanto riguarda la Movimento 5 Stelle, questo è innegabile. Il silenzio di Di Maio questa settimana qui è stato abbastanza imbarazzante, certo. Ermanno. Ma io vedo che c'è una notevole attenzione per questi nuovi movimenti, partiti che stanno approcciando una politica diversa, attenzione che io non ho mai visto nei governi precedenti. Per esempio, come hanno trattato il problema banche precedentemente, hanno fatto una commissione, io mi sono guardato tutti gli atti della commissione anche in video e sinceramente è uscito il nulla da questa commissione, cioè il cittadino non si è sentito difeso dalla commissione parlamentare e quindi praticamente queste persone sono tranquille, libere di fare quello che vogliono dopo aver truffato miliardi a pensionati, a gente per bene che si è fidata di quello che dicevano. Non è successo nulla, cioè Zonin è ancora libero. In questo momento abbiamo invece che una sindaca che ha
purtroppo per lei, ha avuto la malaugurata idea di voler fare il sindaco di Roma e gli è arrivata addosso tanta di quello sterco che metta basta, perché questo l'avevano lasciato i suoi predecessori. Non è un comune da poter gestire facilmente Roma, no? Ecco che immediatamente il minimo che è venuto fuori che è incapace. Cioè, ci vorrebbe un centro per pulire il liquame che c'è a Roma, ma che ha lasciato miliardi di euro di debito. Non è la Raggi, li ha ereditati, ed essere erede di miliardi di euro e cercare di mettere a posto le cose è il tentativo che sta facendo. Poi può darsi che di fronte a un tumore di questo genere non sia in grado di gestirlo, ma io vorrei sapere chi è in grado di gestire un'economia come quella di Roma. Ma vi immaginate, ma neanche se rinasce Churchill, neanche se rinasce Roosevelt, che abbiamo qui l'immagine, no? Riuscirebbe a riprendere e rimettere a posto un'economia allo sfascio, con i bus che prendono fuoco, con i disservizi più terribili, con la metropolitana che costruita nel 1990 ancora non funziona. È una roba allucinante. Allora, è vero, la Raggi non riesce a fare miracoli. Ma non sto difendendo la Raggi, ma ci metto chiunque, Berlusconi per primo, lì a dire adesso risolvo le cose io, perché è bravo a risolvere le cose Berlusconi, e non credo che ne uscirebbe se non massacrato. Ma i media sono lì in fila a fare le pulci alla sindaca, come se queste cose riuscissero a risolvere il problema. Allora, quanto sei incapace? Poi la cosa che più mi lascia sbigottito è che quando cerca dei consulenti, che per altri motivi si sono dimostrati validi, perché alcune cose le hanno fatte bene, no, quelle cose che hanno fatto bene, visto queste intercettazioni telefoniche e tutto quello che verrà fuori, speriamo che non sia grave, ma comunque il suo percorso ci sarà, improvvisamente non sono più validi. Ma il problema di chi mi devo fidare? Cioè, ciascuno, i nostri telespettatori si domandano, ma se io dovessi sistemare il problema a Roma, da chi vado? Da quelli che in qualche maniera mi hanno dato degli esiti positivi. Poi saranno sotto banco dei birichini, prendo, le butto fuori e ne cerco degli altri. Ma non ce ne sono tanti, perché questo è il livello culturale italiano. Il Movimento 5 Stelle direbbe onestà, onestà. Il Movimento 5 Stelle direbbe così. Onestà certamente, però bisogna trovare le persone oneste. La Raggi comunque e fai di necessità virtù. Sì, qualche mancanza nelle nomine però l'ha avuta, qualche ingenuità secondo me. Non c'è dubbio, insomma, ma ricordiamoci che noi abbiamo avuto un grande statista, il più grande del mondo, il più longevo. È entrato in politica a 25 anni ed è uscito a 95, mi pare, giù di là. Si chiamava Giulio Andreotti. Baciava Totò Riina. No, e nessuno ha fatto 72 trasmissioni su, no, ha detto vabbè, insomma è stato assolto, ma assolto come? Perché per decadenza dei termini? E allora, non so, anche nella informazione ci sono pesi e misure diverse. Mi dicevo qualche giorno fa, riguarda specialmente un gruppo editoriale Espresso Repubblica. Sembra veramente che siamo capitati da appunto 10 giorni all'inferno e sta succedendo di tutto. Ripeto, qua fanno benissimo i magistrati a indagare, però ripeto, non c'è un mattone posato fino a questo momento. Le intercettazioni, le cene, ho visto cene con prelati, con altro. Ok, a Roma capita anche a me di andare a cena con qualcuno e trovarmi a fianco qualcuno che magari non conosco, però ripeto, va benissimo un'indagine preventiva. Va benissimo se qualcuno ha già compiuto qualche delitto, qualcosa che non va,
Però ecco, mi sembra che l'attenzione sia particolarmente veramente attenta negli ultimi 10 giorni in maniera anche viscerale in certi momenti. E poi c'è questo termine populismo che non riesco a capire. Se qualcuno me lo spiega, ma non il termine, l'applicazione del termine. Ci dovrebbe essere Perché Macron a spiegarlo. precedentemente non abbiamo avuto qualche altro populista? Quanti ne abbiamo avuti fino adesso? Io credo che sia un rosario. Per cui anche qui l'informazione è estremamente carente ed estremamente di parte. Certo. Allora, autonomia, dicito che sia a volta buona? Allora, Corrado Poli, parliamo un po' di questa autonomia, o questa, come dire, maggiori competenze. Quella che stiamo chiedendo, quello che sta chiedendo il Veneto, cioè condividete questa linea di pensiero oppure avete un'idea diversa voi? Il movimento Veneto Vivo, che è stato fondato e ha come leadership Simonetta Rubinato, che era è una ex deputata e tuttora del PD, lo è stata per varie legislature, per cui molto radicata sul territorio veneto, e un gruppo di noi non iscritti a nessun partito abbiamo sostenuto con molto impegno il referendum del 22 ottobre, consentendo la vittoria con largo margine dell'autonomia. Di conseguenza l'idea di procedere sulla linea dell'autonomia è il nostro obiettivo. Ecco, autonomia fino a che punto? Però? Stavo arrivando a questo. L'autonomia è solo un passaggio, a mio parere, verso una concezione federalista dell'Italia, dei vari paesi europei, e una concezione federalista dell'Europa. Se io dovessi parlare per slogan, cosa che non sono abituato a fare ma che posso fare, è Italia federale in un'Europa federale. Aggiungendo a questo, visto che io ho anche una visione, un'impostazione di carattere internazionale, visto che faccio parte anche, sono nel board di una fondazione inglese, europea, che si chiama Radix e che propone il federalismo europeo, che è fortemente europeista, anti-Brexit per dire. L'idea di avere anche una Spagna federale in modo da risolvere la voi questione. andate oltre al regionalismo. Non ci stiamo ad attaccare a questo, tanto più che noi vediamo anche questo fatto che effettivamente stiamo ancora parlando di autonomia dopo quasi 30 anni che la Lega parlava di federalismo, che la Lega parlava di tante cose. Adesso siamo qui a fare un'autonomia che è ancora all'acqua di rosa. Va bene un piccolo passo, ma bisogna pensare a un piccolo passo verso qualcosa di più profondo. Certo. Cecchinato, allora qui Poli è già andato oltre, no? Noi parliamo appunto di autonomia regionale, invece qui il progetto è di un'Europa federale. Delle regioni. Complimenti ovviamente io al referendum ho votato sì in maniera critica perché non mi è piaciuto molto alcune coloriture che secondo me erano un po' secessioniste di questo voto. Il significato di questo voto forse non era stato espresso correttamente in tutta la sua portata. Io però l'articolo 116, cioè io qui mi trovo molto d'accordo con Corrado Poli, io sono federalista anch'io da sempre, l'articolo 116 per me è stato fatto da un governo di centrosinistra nel 2001, il regionalismo differenziato secondo me oggi, non so se vogliamo spiegare di nuovo agli spettatori che magari l'hanno sentito tante volte, però una volta in più magari non è neanche sbagliato, cioè si sta discutendo di attribuire alla Regione Veneto una serie di competenze in materia legislativa e poi amministrativa, quindi scrivere le regole e poi dare la via attuazione in una serie di materie che prima erano di competenza esclusiva dello Stato, e sono 3 materie previste dal secondo comma dell'articolo 117, e le materie che erano di competenza cosiddetta concorrente, dove lo Stato legiferava per quanto riguarda i principi generali e la Regione poi legiferava per quanto riguarda i principi di dettaglio, che sono 20 materie più 3, sono 23 materie.
quelli in cui è possibile che con una legge dello Stato sia possibile attribuire maggiori condizioni di autonomia. E questa per me è assolutamente una conquista, perché credo che il regionalismo, anzi che il regionalismo differenziato sia la chiave per anche sollevare le sorti di questo Paese. Condivido molto quelli che ritengono che da un progetto di regionalismo differenziato abbia a trarne vantaggio non solo le regioni a cui vengono delegate nuove competenze, ma anche le altre regioni e il sistema paese nel suo complesso, perché si tratterebbe di creare una competizione virtuosa fra regioni, perché effettivamente il Veneto, non possiamo negarlo, c'ha il problema come quello di Sappada. Il Veneto è schiacciato fra due fronti che sono la Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, certo, due regioni autonome. Il Veneto in qualche maniera contribuisce alla ricchezza di queste regioni che poi non torna indietro, questo è evidente. Certo, quindi io assolutamente questo progetto lo sposo, però un'ultima cosa, l'autonomia è un mezzo, non è un fine, quindi la vera partita arriva dopo, certo. Nel momento in cui infatti, ci vengono attribuite queste competenze, discutere a livello regionale come vogliamo sfruttarle. Certo, ecco, Ciambetti, Zaia diceva noi chiediamo tutte 23, e come non si fa il passo più lungo della gamba, no? No, è quello previsto in questo momento dalla Costituzione, però permettetemi di fare un salto indietro di 9 anni. Nel 2009 viene votata una legge delega per il federalismo fiscale, la legge 49-2009 se ben ricordo, una legge delega che viene preparata, i decreti attuativi sono pronti nell'autunno del 2011 e cade un governo. La legge delega continua a esistere e la legge delega finisce la sua operatività, la sua possibilità nel novembre 2014 nel silenzio assoluto. Quindi c'era un'opportunità per fare il federalismo fiscale, per fare i costi standard, per cambiare in maniera virtuosa questo Paese, e qualcuno l'ha lasciata cadere, ripeto, nel novembre del 2014. In questo momento sicuramente l'autonomia è quello che si può fare in questo momento con le regole del gioco, ma come dicevate voi è un passaggio, è un momento di, mi auguro, transizione che porta a qualcosa di magari più intenso, più impegnativo, più rispondente anche alle esigenze dei veneti. Però le 23 materie vi inviterei a paragonarle, a guardare le competenze che hanno le province autonome di Trento e Bolzano, e vedrete che non siamo molto distanti da quello che adesso è Trento e Bolzano. La cosa interessante approvata nella preintesa del 28 febbraio è che è un punto di non ritorno, è la commissione paritetica, ripeto paritetica Regione-Stato, che definirà le risorse adeguate a gestire queste competenze. Noi più volte l'abbiamo detto, noi vogliamo che ci sia un costo standard a livello italiano che serve a gestire quella competenza, non un euro in più, non un euro in meno. Vi faccio un esempio che è sempre abbastanza calzante: i soldi che vengono spesi per pro capite un bambino alle scuole materne in Italia, secondo me deve essere uguale da Vipiteno a Lampedusa, soldi che arrivano allo Stato. Perché lo Stato in Veneto spende una cifra clamorosamente inferiore rispetto all'Emilia Romagna, perché noi abbiamo un sistema, ad esempio, basato sulle scuole parrocchiali, materne parrocchiali. Quindi lo Stato investe molto ma molto meno in Veneto per questo. Questo è l'esempio, ma per tutto il resto ci deve essere un costo standard che serve a gestire bene quella competenza, e se la Regione è brava a risparmiare qualche soldino gestendo la competenza, può essere usata o per abbassare le tasse o per fare altri investimenti. Questa è una visione in ogni caso ancora molto centralistica, che non riesce a superare l'idea che non ci può essere una tassazione se non c'è una legittimazione di un governo, una vicinanza tra eletti e persone. Ora noi possiamo andare avanti a parlare delle piccole cambiamenti, ma noi dobbiamo anche avere alla base una vera e propria filosofia, cultura mentale, impostazione culturale di che cos'è il federalismo. E il federalismo ha come primo punto quello di avere una rappresentanza dei territori
diretta, cioè che i nostri rappresentanti siano eletti dai territori. Noi abbiamo avuto leggi elettorali che hanno completamente stravolto l'idea della rappresentanza territoriale. La legge Calderoli, per esempio, è stata una legge che ha assolutamente distaccato la rappresentanza territoriale del Parlamento italiano. Non mi pare che Rosatellum il sia molto diverso. Che io definisco confusionello è anche peggio, ma non ha cambiato niente. Era molto è una legge più che ha nome di un vibratore. ed infatti inizialmente proprio sull'onda dell'idea federale, della concezione federale dello Stato, che poi è stata buttata alle ortiche, esisteva e fu fatta quella legge elettorale che era il cosiddetto Mattarellum, dove i collegi elettorali erano uninominali e limitati, per cui qualsiasi elettore sapeva chi era il suo rappresentante. Ecco, oggi come oggi noi non sappiamo neanche noi che ci occupiamo di politica, che siamo vicini, conosciamo i nostri rappresentanti, col confusionellum o Rosatellum che si chiami, o e ancor peggio con il porcellum. Ecco, quindi ora capire cos'è il federalismo e cos'è l'autonomia, noi possiamo arrivare all'autonomia. Io direi che c'è anche l'autonomia e c'è l'autonomia speciale per il Veneto, perché il Veneto si colloca tra due regioni a statuto speciale. Allora pensiamo a questo: se noi abbiamo come obiettivo finale un sistema federale italiano ed europeo. Abbiamo visto già altre regioni si sono fatte avanti, tra l'altro, e questo è giusto, e bisognerebbe anche prendere collegamenti a livello europeo su questo, perché possiamo portare avanti questa idea non contro l'Europa ma a favore dell'Europa. Cioè il federalismo veneto può avere successo nel momento in cui si inserisce in una riforma dell'Europa in cui le regioni partecipano direttamente al governo dell'Europa, o vanno direttamente a Bruxelles invece che passare per lo Stato, non del tutto, non abolire gli Stati, però abbiamo chiesto la delega ai porti comunitari proprio per questo. Magari proprio io questa mattina ho organizzato un convegno a Palazzo Labia con altre regioni che hanno potestà legislativa a livello europeo, perché siamo preoccupatissimi del nuovo bilancio della Commissione Juncker, che va a centralizzare verso lo Stato tutti i fondi a gestione regionale che esistono e che fanno parte dei trattati fondamentali dell'Europa. In questo momento in Europa chi sta governando l'Europa sta centralizzando tutto e sta mortificando le autonomie regionali, togliendo anche quegli spazi e anche quell'intelligenza che aveva la regione nel gestire i fondi comunitari. Faccio un esempio per il PSR, che vuole essere piano di sviluppo rurale, cioè i fondi per l'agricoltura, che vogliono essere nazionalizzati, mentre invece io penso che tra le mele del Trentino e l'uva di Lampedusa e di Pantelleria ci sia un po' di differenza. Centralizzare tutto è una mortificazione dell'autonomia locale. Perché avviene questo? Perché l'Europa secondo lei si sta muovendo in questa maniera? Perché in questo momento Stati, nazione vogliono cercare di controllare sempre di più i fondi europei, che invece fin dall'inizio erano destinati alla gestione regionale. Un altro esempio, il Fondo Sociale Europeo, che per noi ha permesso di fare, che ne so, la cassa integrazione in deroga in questi anni difficili, anche questo vuole essere nazionalizzato, in particolare dalla Spagna in questo momento. Quindi sembrerebbe si sta camminando. Io su questo sono molto d'accordo e sono assolutamente su questa linea, che le regioni devono cominciare ad avere molto più di una volta un rapporto diretto con Bruxelles e che invece si sta andando verso una maggiore centralizzazione. Però questo è un po' il problema anche della Lega, che a livello nazionale pratica adesso il cosiddetto sovranismo. No, guardi, scusi, per la Lega io sono rappresentante in comitato delle regioni e questo è quello che dico a Bruxelles, come lo dico oggi di fronte a altri colleghi europei e come lo dico quando vado ai tavoli romani, quindi la Lega che lo dica è questo. Scusi, volevo fare intervenire. Che lei lo dica a parole è un fatto, ma che la Lega che lo faccia. Il 4 di luglio io in comitato delle regioni sarò relatore. Magnifico. Per quanto riguarda ma finora cosa è successo? Beh, in questo momento mi pare che sia il PSE e il PPE che comandano in Europa e che stanno mandando avanti
questo bilancio, e io chiamerò anche i parlamentari europei che fra 7-8 mesi chiederanno il voto agli elettori, e voglio vedere se i nostri parlamentari europei difendono i fondi di coesione e i fondi di sviluppo regionale o vanno verso la centralizzazione sia a Roma che a Bruxelles, e quindi sentiremo come si vorranno muovere e come voteranno i parlamentari europei attualmente a Bruxelles. Però io vorrei un attimo introdurre un altro aspetto, perché noi stiamo parlando di maggiore autonomia del Veneto, riprese le trattative, ma è una strada tutta in discesa oppure ci possono essere dei problemi? Allora noi abbiamo chiesto a un economista, a Gianangelo Bellati, quali possono essere gli ostacoli verso questa maggiore autonomia. Sentiamo come ci ha risposto. Federalismo siamo noi veneti, perché appena si è parlato, non so se vi ricordate, dell'acquisita autonomia sulle 4 materie che ha portato avanti il presidente Zaia, subito alcuni capoluoghi di provincia hanno detto e dopo a noi spetterà subito avere delle autonomie all'interno di questa autonomia, ma nulla questo, sicuramente potrà essere, ma non è possibile che il primo problema che ci si pone è cominciare a dividerci tra di noi l'autonomia. Intanto cerchiamo di riuscire ad averla a livello regionale, se no il campanilismo, questo esasperato individualismo, questo a volte è anche egoismo, diciamocelo chiaramente, perché a volte c'è anche un certo egoismo, rischiano con l'essere il più grande nemico di noi stessi veneti, perché o siamo uniti e superiamo logiche di campanile. Faccio un esempio: non è possibile avere una fiera in ogni provincia, non è possibile avere un'università in ogni provincia, che ogni provincia si specializzi su un tema, su un argomento, chi avrà il porto, chi avrà l'aeroporto, chi avrà l'università, chi avrà la fiera, chi avrà una scuola di specializzazione particolare, ma non tutti che facciano tutte le stesse robe, non è possibile, bisogna dividersi le competenze, specializzarsi e non andare a cominciare a tirare via la competenza alla regione, alla provincia vicina, bisogna essere uniti. Può essere questo il problema? Ma a mio parere questa è veramente un'impostazione assolutamente che io non condivido, perché è esattamente il contrario del federalismo. Noi pensiamo... ma quello che dice Gianangelo Bellati è che questo è un punto debole del Veneto, perché fino ad oggi i campanilismi non ci sono stati in Veneto. Ma ci devono essere i campanilismi. Ma chi ha detto che l'idea di federalismo, noi pensiamo all'idea di federalismo o di autonomia come qualcosa che viene dall'alto, invece il federalismo ha senso nel momento in cui parte dal basso, e che ci siano, che federarsi vuol dire mettersi insieme, quindi noi per fare il federalismo dobbiamo partire dal comune, dal campanile, dal campanilismo, per cercare poi di applicare quel famoso principio di sussidiarietà che non è di cui ci siamo dimenticati nel Vediamo che Cecchinato come la vede. Mi lasci dire solo una cosa, il professor Bellati mi pare è veramente imposta il problema nel modo più sbagliato che ci sia, se noi vogliamo andare verso il federalismo. Certo, sentiamo Cecchinato cosa dice. Posso permettermi due considerazioni su quello che abbiamo detto prima sull'Europa. Il bilancio dell'Unione Europea è un bilancio che pesa poco più dell'1% del prodotto interno lordo degli stati e dei paesi membri, quindi a volte si creano troppe aspettative su quelli che sono i soldi che l'Unione Europea può mettere a disposizione degli stati e delle regioni. Ci sono dei capitoli, questo bilancio farà molto discutere, è un bilancio per certi aspetti molto innovativo che deve affrontare nuove sfide, perché ci sono dei capitoli di bilancio che vengono spostati per far fronte alle spese straordinarie per l'immigrazione, la sicurezza, il terrorismo. Ci sono dei capitoli di spesa. Comunque dei capitoli di spesa nuovi. La difesa, certo. Ci sono dei capitoli nuovi, questa è la proposta. Dopodiché è ovvio che la prima voce del bilancio europeo è sempre stata, lo è ancora oggi, il fondo agricoltura e coesione sociale. È vero che da lì si pesca, cioè si riduce un po' là per dirottare dall'altra parte, però quello è il primo capitolo di spesa, è la voce più grossa, secondo me è un po' inevitabile che da una certa parte si chiede agli stati di versare di più e dall'altra si tolga da quello che è il primo capitolo di bilancio che ha preso molto. Mi permetto, scusami di precisare, non è solo togliere, è centralizzare, fare piani operativi nazionali per gestire, ripeto, queste risorse.
Prima erano piani operativi regionali, perché ogni regione, specialmente in Italia, ha le sue caratteristiche, le sue specificità, ma qua siamo d'accordo con tutte le regioni d'Europa. È una centralizzazione di risorse regionali e ricordo che uno dei trattati fondamentali dell'Unione Europea prevede che la sussidiarietà e il regionalismo venga valorizzato attraverso questi fondi e questo, ripeto, viene stravolto dal bilancio Juncker. Infatti su questo volevo cogliere siamo un attimo solo, cogliere l'occasione, però anche questo si è detto anche prima, cogliere l'occasione per ricordare agli spettatori che cos'è l'Europa. Cioè, quando si dice l'Europa cattiva, buona, l'Europa qui e lì, cioè l'Europa sono gli stati membri, quindi correttamente il Presidente ricordava prima che questi sono gli stati nazionali che giocano la loro partita nei tavoli che contano. Quindi quella che noi chiamiamo Europa non è la Commissione Europea, sono gli stati nazionali che giocano la loro partita. Un'ultimissima cosa, il bilancio è proposto dalla Commissione, poi dovrà vederselo in Parlamento, cioè sono i cittadini da noi eletti in Parlamento europeo che dovranno poi approvarlo, certo. modificarlo. Invece sulle parole di Bellati invece non mi ha risposto. Allora, secondo me per me il campanilismo è sempre stato un problema dell'Italia, cioè io lavoro molto con le imprese, io vedo che anche le imprese fanno difficoltà a fare rete, a fare sistema, io credo che la difficoltà ci sia qualcosa che è qualcosa che è una forma mentis che preclude di fare sistema in maniera efficiente in Veneto e in Italia. Questo credo sia una caratteristica molto italiana e la sfida del governante, secondo me, regionale, domani regionale grazie a nuove forme di autonomia, fino a ieri sfida del governante nazionale è stata persa, è quella comunque sì di cercare di incentivare la creazione di sistemi utili. Insomma, ci ricordiamo, capisco anche quello che dice Corrado Poli, però ci ricordiamo che non ha fatto bene la competizione, cioè a volte la competizione fa bene, però io non ricordo una buona competizione fra la fiera di Vicenza, di Verona e di Padova, certo. Quando ci si rubava l'evento e non si riusciva neanche a coordinarci e dire vabbè tu fai la bicicletta e tu fai qualcos'altro e ci si rubava i clienti. No, ma vedi, certo. Scusa, un momento, volevo far intervenire. Un attimo, a parte che sono molto d'accordo con il Presidente Ciambetti su quello, sull'impostazione da questo punto di vista. Ho fatto le mie critiche prima alla Lega, vabbè, però d'accordo, infatti non siamo d'accordo. Invece per la soluzione dei campanilismi è proprio questo, i campanilismi esistono quando c'è qualcuno che ti dà dei soldi dall'alto, ma tu sei più portato a metterti in federazioni, in aiuto, insieme, eliminando i campanilismi quando non c'è qualcuno con cui tu sei in competizione per ricevere i soldi di qualcun altro. Questo è il discorso, se i soldi sono tuoi tu li spendi nel modo migliore possibile, ma se i soldi te li dà qualcun altro, di conseguenza nascono i campanilismi, di elemosinieri che vanno a cercare i soldi locali. Non so se mi spiego. Assolutamente sì. Per quello dico che è sbagliata l'impostazione. Sì, soldi tuoi o soldi degli altri, però alla fine magari ci si ruba gli eventi. Quindi io riprendo le parole di Bellati, se mi permetto. Bellati ha pienamente ragione. Dopo la firma della preintesa del 28 febbraio, qualche comune o Lanci ha detto ok, tocca anche a noi. Il 28 febbraio si è firmato su sanità, istruzione, ambiente, lavoro e rapporti con l'Europa. Io penso che queste 5 competenze abbiano il giusto livello di condivisione e di responsabilità a livello regionale. Non penso che un comune anche grande, anche grosso, anche importante possa avere i rapporti con l'Europa, la sanità o le politiche sul lavoro o l'istruzione. Quindi mi permetto di dire che appunto qualcuno ogni tanto parla sull'onda dell'entusiasmo, creando ogni tanto confusione, e Bellati ha pienamente ragione. Ecco, all'indomani dell'avvenuto federalismo e dell'autonomia, vorremmo dire ai nostri telespettatori cosa cambierà nella vita del Veneto. Cioè, il Veneto cosa troverà di vantaggioso? Agricoltura, industria, eccetera. Vuol dirci tasse. Faccio 2 o 3 esempi. Quello che appunto stiamo discutendo dei rapporti con l'Europa. Se le regioni possono parlare direttamente con l'Europa, queste cose che stanno avvenendo, appunto i tentativi degli Stati-nazioni di fregare le autonomie locali e centralizzare i fondi, può essere fermata all'origine. Sull'ambiente siamo rimasti in attesa, perché in materia concorrente
dei valori da applicare sui PFAS nella zona contaminata fra Vicenza, Verona e Padova. Ne parleremo la prossima settimana. E mesi per capire chi fa cosa, affinché come Regione abbiamo buttato un numero che è il più basso a livello europeo e lo Stato ci ha seguito. Se l'ambiente fosse deciso a livello regionale, questo ci permetteva di farlo subito, in piena autonomia, consapevolezza e anche responsabilità. Politiche per il lavoro a livello regionale, forse noi abbiamo bisogno di cose molto diverse rispetto a quelle che servono in Calabria o in Puglia o in altre parti d'Italia. Fare delle cose che siano calate sulla nostra realtà ci permettono tempi più brevi, risposte puntuali e precise e iniziative che servono a migliorare la qualità della vita dei cittadini, accorciare i tempi di decisione e soprattutto calarle sulla realtà locale. Ecco, cioè accorciare la catena, diciamo, certo, no? sì, in maniera tale che la burocrazia che soprattutto in Italia impera, soprattutto ministeriale, venga tagliata fuori e quindi direttamente il cittadino ha la percezione di quello che sta succedendo, perché allora Regione, cittadino e Europa diventano una traccia molto più rapida e più breve. Sì, Prego. ma in senso concordo con Ciambetti su questo, sui punti, però per essere più concreti cosa dobbiamo dire? Che nel momento in cui i cittadini di Tre Baseleghe o di, non so, di qualsiasi paese del Veneto, di Bovolone, hanno la possibilità di riconoscersi anche nei rappresentanti, riconoscersi in chi eleggono, in chi prende le decisioni. Se si possono emanare delle norme regionali che legittimano le persone che prendono le decisioni, anche le burocrazie sono ridotte, come diceva lei stesso, no? Uno dei grossi problemi non è tanto come si svolgono le cose, cosa fa e chi fa cosa, ma è anche l'estrema grandezza di questi stati. Noi siamo uno stato di 60 milioni di abitanti, altri stati che funzionano bene sono anche stati di 4, 5, 6 milioni di abitanti. Ma soprattutto con esigenze che sono assolutamente diverse. Sì, ma certo, esigenze diverse, ma anche la questione delle cosiddette economie di scala che noi siamo andati esaltando, come faceva in un certo senso anche Bellati nel suo intervento, che con tutto il rispetto, ecco, che non voglio farne un attacco a Bellati a tutti i costi, una persona che stimo ecco, però noi dobbiamo andare nella direzione di avere l'organizzazione più piccola possibile e non avere questa esaltazione dell'economia di scala. Questo è un punto interrogativo che ci ha rovinato. Allora, la maggiore autonomia comporta anche una revisione, una riorganizzazione amministrativa regionale. Ci sarà bisogno di più persone. Cecchinato, dopo sentiamo anche Ciambetti. Sicuramente il Presidente è più tratto di me a dire oggi con dati alla mano se ci sarà bisogno di più persone. Questo però dipende dall'efficienza che sarà in grado di dimostrare il governo locale, quale che sia la maggioranza, il colore politico, perché infatti la mia domanda è proprio... Spieghiamo agli spettatori, perché prima abbiamo detto si pagheranno meno tasse, allora, poi che per riallacciarci a quello di cui parlava il Presidente prima, effettivamente di che cosa si tratta quando parliamo delle risorse necessarie? Allora, per farla breve per gli spettatori, oggi lo Stato spende determinati soldi, determinate cifre per svolgere le mansioni che sono di sua competenza. Domani quelle mansioni saranno affidate a noi. Una battaglia molto difficile che si dovrà trattare sarà a quanto ammontano le risorse che la Regione dovrà trattenere. Ecco perché loro hanno fatto molto bene a introdurre il criterio dei costi standard che dovrà affiancarsi a quello della spesa storica, perché il primo criterio, questo lo spieghiamo agli spettatori, a cui si dovrà fare riferimento sarà quanto si pagava fino a ieri, la cosiddetta spesa storica. Giustamente loro dicono sì, ci sono delle regioni però dove lo Stato spende molto di più, quantomeno perché poi nell'economia regionale l'efficienza magari è inferiore, quindi lo Stato è costretto a versare molto di più. Quindi da questa battaglia ne uscirebbe, se questa fosse l'impostazione, il Veneto ne uscirebbe peggio. Ecco perché qui devo dire lungimirante anche il governo, per fortuna, che non mi pare abbia fatto grandi obiezioni nell'introdurre per fortuna questo criterio che dovrebbe poi andare ad affiancare
calcare quello della spesa storica, quindi la spesa storica ha costi standard che dovrebbero essere uguali dappertutto. Come si finanziano quei costi però? Due saranno i criteri utilizzabili: o si creano dei tributi che sono di competenza esclusiva regionale, oppure si stabilirà che la regione potrà compartecipare a parte dei tributi di competenza statale. Dopodiché, se la regione sarà molto più brava, ancora più brava dello Stato, e via via negli anni sempre più brava, è ovvio che i cittadini forse alla lunga potranno anche pagare meno tasse. Sentiamo Ciambetti allora, per quanto riguarda È così, cioè noi già adesso siamo l'unica regione a statuto ordinario che non applica addizionali sull'IRPEF. Quello che vedete sulla busta paga a fine mese è una dicitura che va completamente allo Stato, noi neanche la vediamo passare. L'1,23 posto dal governo Monti va direttamente allo Stato, anche se messo regionale. Abbiamo tentato di cambiare la denominazione ma non hanno voluto. È proprio questo, la sfida è fare efficienza spendendo bene risorse pubbliche, evitando spesa pubblica improduttiva e efficientare al massimo la macchina amministrativa. Noi siamo già adesso, ripeto, un esempio, e abbiamo la presunzione di saper far meglio di quello che fa qualche ministero e magari anche spendendo i soldi in maniera più accurata. Quindi si è convinti di riuscire a far meglio in tutte le materie? Abbiamo la presunzione di saperlo fare, perché su quelle che sono di nostra competenza già è così. E già quando ci misuriamo sulla sanità, sulla gestione appunto delle ARPA, sull'Agenzia Vendite dei Pagamenti che ha tempi di pagamenti che superano gli standard tedeschi e sono lontanissimi dalla media italiana in senso positivo, cioè mi permetto di dire che insomma qualcosina di buono lo stia facendo in Regione Veneto rispetto ad altre regioni, quindi la presunzione di saper far meglio ce l'abbiamo, poi saranno i fatti che ci metteranno alla prova e i cittadini che valuteranno se queste cose le ha fatte meglio a livello locale o se qualche ministero poteva far meglio una volta. Però un pericolo che ci sarà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, sono proprio le burocrazie ministeriali che stanno vedendo con paura questa accelerazione data sia per la presenza nel contratto firmato da Lega 5 Stelle, sia anche dal piglio del ministro Stefani, che ha acceso immediatamente l'interruttore della macchina per far ripartire quello che qualcuno aveva, ripeto, messo nel dimenticatoio. Una cosa che mi permetto di aggiungere, servono più persone. Secondo me no, le persone che adesso si occupano di una materia a livello statale devono essere trasferite, devono essere comandate, devono spostarsi. Se non c'è più una competenza a livello centrale, queste persone o se ne vanno a casa o seguono la competenza e vengono a gestirla. A livello statistico ricordiamo che l'Alto Adige occupa molti più impiegati rapportando rispetto abbiamo fatto la stessa, abbiamo posto la domanda anche sempre a Bellati, sentiamo come ha risposto allora. Innanzitutto è fondamentale che il Veneto sappia individuare le persone, le teste, sto parlando a livello anche di regione, che siano quelle che hanno maggiore esperienza, maggiore capacità di gestione di queste competenze, cioè le eccellenze che ci sono a livello umano, professionale nella nostra regione. Non si scherza, noi dobbiamo essere in grado di trovare i migliori per vincere questa grande sfida. Però c'è anche un altro problema, che quando tu mi trasferisci delle competenze dal centro, in questo caso appunto al Veneto, alla periferia, oppure all'Emilia Romagna, alla Lombardia, tu mi devi trasferire le risorse finanziarie, ma anche risorse umane, perché qual è il problema? Che se io trasferisco delle competenze e non trasferisco il relativo personale, a parte il fatto che ho bisogno di un po' di formazione dove trasferisco la competenza, ma ho bisogno anche di risorse umane, e queste risorse umane, se non me le mandano da chi aveva le competenze prima, le devo assumere ex novo, e questo è un costo. Invece noi dobbiamo fare in maniera tale che l'autonomia, che vuol dire responsabilità sul territorio, alla fine costi di meno allo Stato italiano nel suo complesso. È un atto di responsabilità trasferire competenze, è una autonomia responsabile che dobbiamo avere, ma alla fine il costo finale deve ridursi. Allora, Poli, vedevo che scuoteva la testa. Insomma, sì, è una visione centralistica, c'è poco da fare, non è quella di Bellati. Ora, no, quello che io intendo dire, anche qui non è questione di pagare più o meno tasse, probabilmente se le cose vanno in modo efficiente
se ne potranno pagare di meno avendo gli stessi servizi, o se ne potranno pagare uguali avendo servizi migliori. Diceva Cecchinato, l'Alto Adige e anche il Trentino hanno più impiegati pubblici che in altre regioni, e però nessuno si lamenta perché effettivamente vengono gestiti bene. Il problema è la dimensione, la vicinanza del servizio reso e dei soldi che vengono pagati perché venga reso. C'è un principio fondamentale del federalismo americano che dice che non esiste tassazione senza rappresentanza. Ora, il problema di rendere concrete, praticabili queste opere, queste proposte, è che ci sia il consenso nei confronti di chi poi prende le decisioni. Non so se mi spiego. Dire ci devono mandare da Roma i dirigenti, noi non è che noi veneti siamo più bravi degli altri, siamo tutti bravi, possiamo essere più efficaci nel momento in cui abbiamo delle strutture più agili, più piccole e più capaci di essere efficienti. La burocrazia romana, italiana, nazionale è inefficiente anche perché è ipertrofica. Ecco, quindi una piccola dimensione consente una maggiore efficienza. Piccolo è meglio? Piccolo è meglio fino a un certo punto, non sempre, non come un dogma. Però spieghiamo un'altra cosa agli spettatori. Non come un dogma, ma piccolo può essere meglio in molti casi. Spieghiamo cos'è la legge leggera di cui parlava il governo. Certo, la legge delega, certo, la cosa importantissima. Quella no, è una cosa utile, ma può anche rivelarsi un boomerang, nel senso un'arma a doppio taglio. Io capisco, da un certo punto di vista è una cosa utile perché legge leggera significa che il Parlamento sarà chiamato a scrivere una cosiddetta legge delega, cioè una legge che fissa dei principi generali a cui poi il governo dovrà dare attuazione con uno o più decreti legislativi. Questo aiuterebbe anche a rendere graduale l'entrata in vigore delle nuove competenze, perché verosimilmente ci sarà un decreto legislativo per materia e competenza. Però qual è il boomerang, il rischio di boomerang? Che siccome i decreti legislativi li scrivono i governi e abbiamo visto sappiamo che i governi in Italia non è che durano tanto, secondo me il federalismo fiscale è stato travolto dalla crisi economica, non da altro, però vabbè, questo capisco che ci possono essere anche delle visioni diverse. Sì. Il rischio grosso è che il governo, oggi è un governo molto favorevole, certo, e qui appunto i tempi potrebbero essere rapidi, sia un governo però tanto favorevole, certo, magari ci sarà potrebbe un governo arrivare molto più favorevole, perché oggi ho sentito dire che Berlusconi sostituirà il Movimento 5 Stelle in un ripasso di governo, si comincia già a fare questi voli pindarici, però potrebbe invece esserci un governo meno favorevole, in quel caso lì i decreti legislativi si impantanano di nuovo. Certo, è un rischio questa legge delega, cioè arriviamo alla legge, ma una legge tra virgolette, chiamiamola generica per spiegare ai telespettatori entro l'anno, però poi bisogna definire tutti. È una legge che se trova appunto efficacia e efficienza nell'azione di governo si può fare in tempi brevissimi. Il termine temporale che dava il Presidente Zaia di fine anno è un termine che può essere assolutamente praticabile se appunto abbiamo al governo, specialmente nei punti nevralgici, dei sottosegretari che avranno come compito, come mission, quella di fare decreti attuativi a tambur battente. Questa cosa permette appunto gradualità perché la Costituzione parla di una intesa unica, di un passaggio unico in Parlamento, ed è un passaggio importante. Riuscire a fare un passaggio, ripeto, generale in Parlamento e poi permettere il particolare singolo può essere una cosa che dà anche l'opportunità di far partire prima una cosa che è pronta, rallentare una cosa che deve essere approfondita e quindi permettere, ripeto, una cosa fluida ma incisiva e in tempi relativamente brevi. Arrivare insomma a una legge e poi alle specifiche, diciamo in modo graduale. Ermanno? È tutto da inventare. Diciamo che è la prima volta infatti che capita questo, quindi è veramente tutto da inventare. È tutto da inventare. E da inventare e soprattutto creare efficienza, perché diversamente se no andiamo a spacchettare uno Stato per creare
una situazione ancora più farraginosa, quindi sta alle regioni snellire i tempi, i metodi e le funzioni delle varie. A questo punto sarebbe necessario effettivamente eliminare le province, perché allora sarebbe la situazione più rapida, più snella, e eventualmente accorpare determinate funzioni delle province all'interno della regione. Credo che la cosa sia fattibile. Quello che è importante è che ormai il tempo corre e non possiamo aspettare più di tanto, perché sì, noi viviamo una sorta di Valle dell'Eden, no? Ma fuori Cina, America e molti altri stati, Russia, corrono. E noi dobbiamo essere in grado di stare dietro. Ora, l'economia del Veneto è la seconda economia in Italia. Prima c'è quella della Lombardia, ovviamente ha 10 milioni di abitanti, noi ne abbiamo metà, ma in proporzione siamo molto più avanti perché il Veneto si è sempre dimostrato una regione altamente produttiva e quindi merita un trattamento particolare e quantomeno potrebbe essere anche un passaggio sperimentale per passare a una sorta di regionalismo diffuso e una sorta di federazione che non vuol dire dividere l'Italia, vuol dire gestire l'Italia in maniera diversa. Questo non vorrei che fosse chiaro ai nostri telespettatori, non possiamo pensare che l'Italia deve essere divisa perché ciascuna regione compie le sue attività. Bisogna che le attività di ciascuna regione penetrano, capiscano, comprendano, percepiscano quelle che sono le esigenze del territorio e ne facciano tesoro. Questa è la cosa fondamentale. Certo. La parola federalismo, già diversamente da autonomia, federalismo è una parola che vuol dire mettere insieme, non vuol dire dividere. Certo. Ecco, e quindi dobbiamo tener conto di questo. Se noi pensiamo che l'autonomia e il federalismo siano di essere padroni a casa nostra, di farci i fatti nostri, di pagare meno tasse, di non essere collaborativi con gli altri, allora abbiamo perduto in partenza. L'idea di federalismo è noi ci facciamo i fatti nostri, facciamo tutto quello che possiamo, ma con l'idea di coordinarci con gli altri. Certo, ecco, è una sfida... è il principio del federalismo. Se noi lo facciamo il principio, e per questo è fallito in passato, il principio del federalismo e dell'autonomia in modo egoistico, in modo di non voler pagare per i problemi degli altri, allora abbiamo finito, si tratta di lavorare in maniera diversa. E questa idea deve essere anche il fatto che noi ci dobbiamo sentire cittadini anche dell'Europa. Esiste un popolo europeo e i nostri problemi non sono diversi dagli altri. Io ho lavorato in tanti paesi europei e veramente non vedo le grosse differenze tra noi e loro. Certo, beh, insomma, si capisce che è una sfida importante, una vera e propria sfida, una scommessa. Siamo appena partiti, quindi noi continueremo a discutere anche su queste cose qua, perché ce ne sarà ancora da dire e molto. Lo faremo seguendo anche quello che è l'iter, legislativo di questa trattativa con Roma. Grazie a Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio regionale del Veneto, della Lega, grazie a Piero Cecchinato di Più Europa, grazie a Corrado Poli di Veneto Vivo. Allora, noi torniamo la settimana prossima, come sempre, alle 21, TV7 Match, e parleremo di PFAS, ma parleremo anche di economia e parleremo un po' anche di quello che succederà l'anno prossimo, quando la BCE smetterà di comprare i nostri titoli di Stato, e quindi cercheremo di capire a che cosa andrà incontro il nostro Paese. Ci fermiamo qui, grazie a voi di essere stati qua nei nostri studi, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito alla casa, ci ritroviamo venerdì prossimo, come sempre TV7 Match. Buonanotte a tutti, arrivederci.